a seguito appunto della proposta di Carla dello studio sulla biomassa ci siamo inseriti a supporto con il test di diverse piattaforme di telerilevamento da satellite, aereo e drone sulle parcelle e sul comprensorio della Piana. Il lavoro appunto ha valutato diverse piattaforme, le performance delle diverse piattaforme per caratterizzare le parcelle studio, ma aveva anche la finalità di valutare le migliori applicazioni delle diverse piattaforme. Adesso io vi illustrerò le applicazioni, i progetti, le applicazioni che poi sono appunto anche evolute dall'idea iniziale su cui abbiamo lavorato 2 o 3 anni fa, e successivamente Claudio di TerraSystem presenterà invece quello che è stato fatto con il rilievo aereo. Quindi satellite e drone, del satellite quello che si può fare con tecnologie gratuite ad alta frequenza d'acquisizione, cioè un sistema di satelliti che passa una volta a settimana circa su tutto il comprensorio, ovviamente a scala internazionale, e consente di avere informazioni sulla attività vegetativa delle piante, delle foreste, della vegetazione in generale. Quindi informazioni utili per studi sulla fenologia, per la valutazione dello stato di salute dei castagneti, per verificare l'effetto di pratiche agronomiche, possa essere promozione di alberi, possa essere concimature, potature, ma anche valutare l'uso del suolo, la piena copertura vegetale, in funzione della cultura, possa essere seminatura, possa essere altra cultura, varia nel tempo. Per quanto riguarda quello che si è fatto invece col drone, abbiamo fatto la mappatura in alto dettaglio di 6 parcelle in tempo d'acquisizione agosto 2017 e agosto 2018, e in parallelo abbiamo fatto una serie di studi sulle piante prive di foglie, quindi tra dicembre 2017 e gennaio 2018, appunto per valutare quello che si poteva fare con la fotogrammetria per cercare di ricostruire un modello 3D dei rami privi delle foglie. Ho fatto diversi test e presenterò quello che abbiamo ottenuto. E dai dati appunto dello studio in alto dettaglio siamo riusciti ad arrivare a questa correlazione, a questo indice di densità della chioma per appunto estrapolare informazioni misurate tradizionalmente a terra e poterle proporre su larga scala, diciamo stimate da drone. E infine l'ultima applicazione che è emersa durante una campagna del rilievo, le ricci erano molto evidenti, abbiamo provato a vedere se si riuscivano a vedere anche dall'alto, ci siamo riusciti, siamo molto contenti dei risultati preliminari. Il satellite utilizzato è una piattaforma settorizzata nel dettaglio che appunto fornisce immagini con una frequenza elevatissima e immagini appunto gratuite, quindi una soluzione interessante anche per alimentare servizi regionali, portali regionali di supporto alle decisioni. Queste sono una serie di immagini a cadenza mensili del comprensorio. Ora, probabilmente non si riesce a apprezzare bene, ma diciamo che il colore, la scala è verde-rosso, con rosso si intende zone non vegetate, con verde si intende zone molto vegetate. I pallini sono le 6 parcelle prese in esame, questo è aprile, questo è maggio, si vede entrare in vegetazione progressivamente la zona dell'Amiata, questo è giugno, si osservano tante zone nella parte alta a sinistra, probabilmente a seminativo, che vanno in chiusura della fase senescenza, della fase vegetativa, e quindi passano al rosso, e luglio, agosto, settembre, e poi un decremento di senescenza a ottobre, novembre vedete le zone bianche spagnate dalla neve. Questa è un'immagine del 27 novembre che diciamo hanno scorso quando abbiamo fatto le nevi a dicembre, infatti abbiamo volato anche sulla neve. Oltre a fare studi, valutazioni nel corso della stagione, posso fare anche studi per annate diverse nello stesso periodo, quindi questo è
dell'agosto del 2017 e questo è l'agosto del 2018. E adesso non si può pensare, però comunque sia, entrando nel dettaglio, ci sono molte informazioni interessanti anche per valutare le annate in funzione di malattie o anche produzione. Questa è un'estrapolazione delle parcelle, è un istogramma con 6 barre, una per ognuna delle parcelle, si vede come nel corso del 2017 le parcelle hanno risposto in modo diverso all'attività vegetativa. Si vede la parcella di Mirko Fazzi, quella a 1000 metri, che rimane in vegetazione più a lungo, ma parte anche dopo rispetto alle altre parcelle. E altre cose interessanti, se avete rilevato che in Salaiola l'attività vegetativa o la senescenza sembra un po' più ritardata rispetto alle altre parcelle. Sarebbero anche interessanti approfondire questi risultati. Per quanto riguarda il drone, abbiamo utilizzato un prototipo che abbiamo sviluppato all'interno dell'istituto, 15 minuti di volo, porta su circa 1 kg, e la particolarità di questo strumento è che contemporaneamente è equipaggiato con 3 sensori, quindi una camera visibile in alta risoluzione, una camera che misura l'attività fotosintetica delle piante, l'attività vegetativa, e un'altra camera che misura appunto la temperatura fogliare che è correlata allo stress idrico, alle sofferenze e stress abiotici estivi. Questo è un esempio di uno delle ricostruzioni 3D che sono state fatte sulle parcelle. Questa è la parcella di Mirko, la numero 4, Cecio a circa 1000 metri. Le parcelle sono state difficili, ovviamente la fotografia della camera è anche difficile ripiego rispetto a colture seminative e quindi sono in leggera tendenza a pianura, però insomma siamo riusciti con questo piccolo drone a decollare anche da zone abbastanza difficili. Questi sono i prodotti, per ognuno delle 6 parcelle sono state fatte 4 mappe, quindi 4 prodotti per ciascuna parcella del 2017 e 4 prodotti per ciascuna parcella del 2018. Dall'ortofoto di risoluzione centimetrica, informazioni spaziali, il modello dell'altezza per stimare l'altezza appunto delle chiome dei diversi castagni, l'indice di vegetazione per vedere l'attività e le temperature appunto per monitorare come una pianta, lo stato di salute delle piante e eventuali stress misurati sulle piante. È stata fatta una valutazione delle diverse piattaforme, quindi i dati nostri, i dati che ci fornisce il satellite CERN gratuitamente e i dati forniti da Terra System, che ha fatto anche dei voli con l'infrarosso relativo appunto all'attività fotosintetica, quindi abbiamo valutato anche diverse piattaforme per ottenere delle informazioni. Il satellite può essere a maglia molto larga, un drone molto preciso, l'aereo ha dato un buon compromesso, quando è riuscito anche a coprire quasi 3.000 ettari con un solo uso. Quindi abbiamo anche da uno studio in dettaglio anche una valutazione sulle potenzialità future di passaggi di scala. Su ogni parcella è stata estratta chiome dei singoli alberi che abbiamo campionato con il GPS differenziale. Rivalze sono state appunto misurate, diametri e quant'altro. Alcune applicazioni oltre allo studio sulla biomassa. Questo è Salaiola, 2017-2018, stessa immagine, forse si riesce a pensare, probabilmente no. In un'immagine, quindi molto vicine, 4 piante presenti nel 2017 sono seccate nel 2018, quindi già si osserva una potenziale applicazione dell'individuazione delle piante affette da patologia. Questo è un sempre 2017-2018, un confronto sulle stesse piante e non si apprezza bene, ma si osservano quali piante sono state votate e quali piante non sono state votate. La modifica della chioma appunto si può rilevare bene da drone. Questo è il modello delle altezze, e anche nel modello delle altezze si può vedere come la chioma del 2018 degli alberi votati sia molto più scomposta rispetto alla chioma del 2017 della potatura.
Questa informazione ha consentito di estrapolare un indice che poi è stato, come presentato da Carla, ben correlato con le misure a terra. Quindi potenziale metodo rapido, non distruttivo per stimare la biomassa raccolta. Tra dicembre 2017 e gennaio 2018 abbiamo fatto una serie di test di acquisizione sugli alberi privi di foglie nel tentativo di ricostruire un modello 3D dello scheletro dell'albero. Abbiamo provato diversi anni di inclinazione, controluce, luce a favore. Tuttavia i risultati sono stati ancora incerti perché la presenza delle parti più distali e fini dei rami creava una sorta di rumore, con minimi movimenti del vento che rendevano completamente disturbata la ricostruzione del video. Quindi ecco, qui non so se si riesce a apprezzare, probabilmente no nell'immagine, ma la ricostruzione rende la chioma molto scovata e il modello 3D non riesce a ricostruire un albero se non che un abbozzo di boccone dato dal tronco principale. Questo probabilmente sarà questo è un esempio del modello 3D che è stato fatto e si apprezzano sostanzialmente solo i punti principali che si lasciano, quello è il dettaglio dei rami che poi sono oggetto di imputatura e visto appunto i limiti di questa strada abbiamo tentato un'altra, quindi invece di andare a analizzare un modello 3D abbiamo fatto un'analisi sull'immagine bidimensionale, quindi sulla semplice foto. È stata appunto questa è la parcella di 1,20 metri e è stata sono stati applicati degli algoritmi di riconoscimento automatico basati su soglie di colore. Quindi questo rapidamente, questa è l'immagine reale, questo è quello che si riesce a fare in un modo automatico, quindi senza dover andare manualmente a riconoscere o a evidenziare i rami e i tronchi è una procedura ancora un po' laboriosa, però potenzialmente può essere molto interessante per dare risultati. Poi queste procedure automatiche consentono di riconoscere ogni elemento, puntarlo e valutare il perimetro dell'area, quindi si parla di 2D. Su questa immagine il software ha fornito una copertura legnosa di circa il 6% che potrebbe essere appunto ragionevole rispetto alla dimensione dell'area, quindi una strada potenzialmente interessante da percorrere. Ultime immagini che presenterò, ecco, questa è la valutazione delle potenzialità del drone per migliorare la produzione. Quindi queste sono immagini del 25 luglio, quindi quando ancora probabilmente lì ci non erano arrivate a dimensione piena e appunto anche le foglie erano molto chiare e quindi si rischiava di confondere e lì c'è diciamo una situazione che ha stressato la metodologia. Sicuramente farlo un mese dopo sarebbe stato un po' più facile, però insomma i risultati sono stati veramente interessanti. Poi abbiamo volato a 20 metri, abbiamo coperto la parcella diretta con 4 punti di rilievo, quindi ci siamo spostati rapidamente su 4 punti, abbiamo preso 4 immagini, per processarle ci vuole pochi minuti, quindi sostanzialmente in pochi minuti si può coprire un ettaro, in pochi minuti si possono elaborare le immagini e questa tipologia di approccio fornisce in automatico un numero, cioè il software riconosce quanti elementi ci sono con quella soglia di colori, quindi è decisamente verde chiaro e quindi questi sono i risultati. Questo è un dettaglio, quindi abbiamo prima messo un ritaglio dell'immagine per rendere più semplice la vita al software di riconoscimento, è riuscito a identificare tutti i ricci visibili a occhio nudo. Poi abbiamo passato a scala più grande, quindi quella di albero, che poi sarebbe stato l'obiettivo, e il risultato è stato sorprendente. Quindi siamo riusciti a
a individuare in modo automatico, senza intervento di un operatore a guidare la procedura, che dovrebbe essere una sorta di servizio su una piattaforma completamente automatizzato. Su un albero di grandi dimensioni, qui il software è identificato 800 ricci, 800 elementi, ci possono essere degli errori dati da falsi positivi. Alla fine questo è un test su un albero, però ragionevolmente sembrano tutti target identificati correttamente. Verificheremo, sarà interessante vedere a novembre se effettivamente su questi alberi sono la parcella di Mirko, la parcella 1, se effettivamente la produzione parte quella stimata che abbiamo fatto dal drone, e potrebbe essere appunto una strada interessante da percorrere, visto che comunque sia a luglio si potrebbe dare una dichiarazione del potenziale della resa, poi sarà valutata a ottobre-novembre. Grazie.